Pensiero del giorno, domenica 27 luglio. Portiamo dentro di noi un tesoro prezioso. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Luca, capitolo 22, versetto 42. Ricordi? È la parola che Gesù rivolge al Padre nel giardino del Getsemanì e dà senso alla sua passione, seguita dalla resurrezione. Essa esprime in tutta la sua intensità il dramma che si svolge nell'intimo di Gesù. Se questa è stata la condotta di Cristo, questo deve essere l'atteggiamento di ogni cristiano. Tutto quello che ti succederà, come dolori e gioie, grazie e disgrazie, tutto acquisterà un significato nuovo perché a te è offerto dalla mano di Dio che è amore. Ti invita ad affrontare con coraggio le situazioni difficili. Non far tacere questa voce, è il tesoro più prezioso che possiedi. Seguila. Nel presente non è difficile sapere quale sia la volontà di Dio. Ascolta dentro di te, c'è una voce sottile, forse da te soffocata troppe volte e divenuta quasi impercettibile. Ma sentila bene, è voce di Dio. Essa ti dice che quello è il momento di studiare o di amare chi ha bisogno o di lavorare. Essa ti invita ad affrontare con coraggio situazioni difficili. Non far tacere quella voce, è il tesoro più prezioso che possiedi. Seguila. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita, aprile 1995. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno.